un paio di interviste di stretta attualità. Partiamo da quella al sindaco di Portogruaro Bertoncello relativamente alle campane del Duomo che probabilmente suoneranno in futuro molto di meno. Cerchiamo di capire perché. Il campanile di Portogruaro ha problemi di stabilità, ma questo significa che le campane non suoneranno più? Ma no, questo non è detto che le campane non suoneranno più, si tratta di capire qual è il tempo necessario per fare in modo che il comune di Portogruaro possa continuare quegli interventi che recentemente ha fatto di consolidamento delle fondamenta del campanile stesso. Gesù, io faccio la marcia su Roma. Fermati, non ti riguarda. Solo qui dentro puoi fare quello che vuoi. Qui posso. Naturalmente, sei in casa tua. Il campanile è monitorato costantemente da parte del comune e dei tecnici specializzati. Fate largo! Attenzione, torre pericolante! Sgombrare! Largo, largo, bandiera gialla, pericolo incombente tra la via da Viola e la Supercazzo. Abbiamo ritenuto, dopo le ultime verifiche, quarantena. Oh, santa Madonna! La bolle a 170 gradi! Crollo imminente! Crollo imminente! Di fare un'ordinanza al parroco cercando di evitare che possa suonare le campane ed evitare quindi delle vibrazioni che possono nello stato attuale delle cose produrre, anche se non è certo, ma comunque è meglio fare interventi di questo tipo, possono produrre, voglio dire, degli aggravamenti accelerati rispetto alla situazione. Noi abbiamo già predisposto interventi per l'anno 2011. Dove troverai i soldi, mi domando? Chiederemo anche dei contributi regionali su questo, abbiamo coinvolto anche la sovrintendenza, quindi è un'ordinanza cautelare al fine di non aggravare una situazione che non è pericolosa, ma che è meglio evitare situazioni che possono accelerare prima la stabilità, la staticità del campanile in attesa degli interventi che sono previsti e che ci auguriamo, patto di stabilità permettendo, di intervenire nel più breve tempo possibile. Quanto tempo all'incirca potrebbe durare questo silenzio? Allora, diciamo che non è un silenzio, nel senso che potremmo adesso verificare anche se anziché usarlo tutti i giorni o l'uso delle campane si possa usare in determinate giornate e non in altre. Cioè, c'è C'è una attenzione che più che altro che noi chiediamo alla parrocchia per far sì che il campanile non venga in qualche maniera danneggiato più di quanto lo è adesso, anche se non presenta pericoli, ma ha bisogno comunque di interventi per le questioni che ponevo prima, insomma. Quindi non è un ordine perentorio, ma qualcosa, un invito a collaborare, insomma, alla Chiesa. Ma diciamo, ovviamente, che è un invito ad andare verso questa direzione. Poi, troveremo assieme anche altre soluzioni, non è che ci sarà un silenzio assoluto, rispetto a prima. Troveremo delle soluzioni alternative, insomma, quindi niente di drammatico e niente di particolarmente difficile da affrontare, è solo un intervento cautelativo. Bene, bene. Ma c'è una cosa qua che non capisco.
là dove io avevo scritto, noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico, voi avete scritto, noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico e di far riparare il campanile della chiesa. Perché? È una questione di regole grammaticali. Ah. È una fortuna per il vostro campanile che voi abbiate studiato il latino. Così sfuma la speranza che vi crolli sulla testa. Bisogna inchinarsi alla volontà di Dio. Alla salute. Salute.